Trasformazione in SPA. Favorevoli 11.102 voti, 97,12%. Contrari 244 voti, il 2,13%, astenuti 85, lo 0,74%, quindi ha deliberato di approvare la proposta di trasformazione di Veneto Banca in società per azioni e il nuovo statuto sociale come proposto. Con la maggioranza schiacciante dei voti favorevoli dei suoi soci, Veneto Banca dice sì alla trasformazione in società per azioni, smentiti così i tanti corvi che da più parte nei giorni scorsi avevano annunciato la possibile vittoria dei no. È stato l'amministratore delegato Cristiano Carus prima del voto a rivolgersi ai soci chiedendo di non gettare benzina sul fuoco e l'Assemblea ha risposto. Oggi dunque per Veneto Banca è l'inizio di una nuova storia. Dopo il sì all'aumento di capitale, il prossimo passo in primavera sarà lo sbarco in borsa. Ma non mancano come ovvio le polemiche, come quelle sollevate dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Jacopo Berti, contrario alla scelta stessa di essere ricorsi oggi al voto. Ci sono delle indagini in corso e con indagini in corso, tutto segreto, tutto segretato, viene chiesto e obbligato alle persone di dover andare a votare. Ma questa è una follia che non ha senso di esistere. Prima fuori tutte le carte, quando tutto è sul tavolo e tutto è chiaro, allora si può decidere. Una decisione quella presa oggi dai soci di Veneto Banca che per molti è figlia anche del timore di un possibile commissariamento, quello minacciato direttamente dall'Unione Europea. Basta con queste minacce, questa è una banca del territorio, noi veneti siamo andati in giro nel mondo con il nostro export, con le nostre eccellenze a dimostrare che oltre ad essere grandissimi lavoratori sappiamo gestire i soldi e sappiamo come fare impresa e invece come al solito ci obbligano dall'esterno a dire quello che dobbiamo fare, è solo e unicamente terrorismo.